Passato Ferragosto, per i locali del divertimento notturno arriva il controordine da parte del governo e la Sardegna si adegua. Il presidente della regione Cristian Solinas adotta il provvedimento di ieri del ministro della salute Roberto Speranza, che sospende fino al 7 settembre l'apertura dei locali notturni. Non solo discoteche e sale da ballo, ma anche tutti quei locali assimilati destinati all'intrattenimento o gli eventi che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Un provvedimento che arriva subito dopo la festività estiva più attesa e che rappresenta il picco dei guadagni per le strutture ricettive e i locali notturni, dunque in un momento a partire dal quale tradizionalmente il flusso turistico inizia a diminuire. Un chiaro tentativo di permettere agli imprenditori del divertimento notturno, privati per mesi dei loro incassi a causa del lockdown, di prendere un po' di ossigeno nei mesi estivi, ma al contempo una misura contraddittoria, che va a stridere con le restrizioni applicate a altri luoghi come cinema, teatri e biblioteche, tanto più considerando il rischio continuo di assembramenti che si genera nei locali notturni. Oltre allo stop alle discoteche, la Sardegna si adegua fino al 7 settembre anche alle nuove norme nazionali che vedono l'obbligo dalle 18 alle 6 del mattino delle mascherine anche all'aperto, laddove ci sia il rischio di assembramenti, piazze, vie, lungomari. Oltre alla polizia, anche il Corpo Forestale regionale sarà adibito al controllo delle nuove prescrizioni.